Bomba a Napoli ora. Una decisione potrebbe essere presa da un momento all'altro, cogliendo tutti di sorpresa con questa notizia esplosiva. Questa notizia bomba ha lasciato tutti a bocca aperta con questo scoop che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Come sempre, date un mi piace a questo video e condividete questa notizia con i vostri amici. Tenetevi forte, gente, perché questo arrivo ha fatto esplodere il mondo del calcio. Parliamo ora del prossimo mercato dei trasferimenti del Napoli. La grande rivoluzione è già iniziata in vista della prossima stagione, con uno degli obiettivi principali: rafforzare la difesa. Nel mercato dei trasferimenti si stanno tenendo d'occhio diversi centrali e l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha riportato tutti i nomi monitorati dal Napoli. Tra questi Buongiorno, Scalvini, Teate, Anco e Todibo. Per il centrocampista del Torino, però, c'è anche la concorrenza del Milan. I prezzi di questi giocatori superano i 40 milioni di euro, il che rappresenta una sfida per la trattativa. Scalvini, che ha dimostrato il suo valore in questa stagione, è un altro obiettivo con un prezzo elevato. Il percorso per Teate sembra più agevole, visto che il belga del Rennes ha un contratto di altri 3 anni e l'affare potrebbe essere concluso con circa 25 milioni di euro di bonus. Lo stesso vale per Anco del Feyenoord. Infine, anche Todibo del Nizza è nel nostro radar. Il francese ha un contratto lungo, fino al 2027, ed è un altro giocatore da monitorare con attenzione. Ora, tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questi possibili rinforzi in difesa? Chi vorreste vedere in maglia azzurra nella prossima stagione? Condividete le vostre opinioni nei commenti qui sotto. E non dimenticate di premere il tasto mi piace e di iscrivervi al nostro canale per ricevere ulteriori aggiornamenti sul Napoli. Restate sintonizzati per altre notizie interessanti. Forza Napoli sempre!